Innovazione, controllo e pianificazione degli interventi. Alto Trevigiano Servizi ha avanzato un progetto pilota per controllare le perdite del sistema idrico attraverso il fotorilievo satellitare. Allora, anche qui ETS è sempre stata molto attenta all'innovazione su un settore critico come quello delle perdite idriche. Oggi, dati ufficiali, abbiamo più del 50% di perdite in media sul territorio, sono dati comuni con perdite più basse e comuni con perdite maggiori. È stata l'anno scorso fatta una sperimentazione con un fotorilievo satellitare di tutto il territorio in modo tale da individuare le perdite maggiori. Una media del 50% di perdite dunque, un dato analizzato con cautela, talvolta dovuto da contatori difettosi o da un apparato idrico vetusto. Un intervento di controllo e prevenzione che è interessato come primo comune Ponzano Veneto. A questo aspetto è stata affiancata una ricerca perdite con tecniche tradizionali sui comuni maggiormente colpiti. Tra questi Ponzano. In 2 settimane è stata analizzata l'intera rete acquedottistica, quindi più di 100 km di rete, individuando 9 perdite abbastanza importanti che stanno per essere riparate. Un progetto che non si arresta ed è pronto ad analizzare anche altri territori della provincia. La stessa cosa verrà fatta nei comuni di Strana, di Pederobba, è stata fatta alcuni mesi fa a Cavaso del Tomba e dopo aver individuato anche lì alcune perdite, averle riparate, verrà riproposta nei prossimi mesi, indicativamente a fine estate, per vedere a distanza di un anno i risultati che hanno portato alla diminuzione di queste perdite.